Allora, È arrivato anche un messaggio dallo sviluppatore, così leggo. mo. Messaggio dello sviluppatore, sì, questo già l'avevo letto e lui sta continuando a mettere cose. Difatti un aggiornamento era uscito poco prima che lo prendevamo noi. Io faccio continua e fino a qua mi sembra. Siamo realistico, assolutamente. Ok, allora, fino a qua, noi siamo ancora in live. E già questo è una cosa buona. Allora, Il protolo do karate è riaperto. allora, il gioco sta andando, siamo ancora in live, continuiamo così. C'è un giallo pezzo di me. Allora, però al momento i tuoi studenti non conoscono. Noi abbiamo insegnato tutte le mosse. Allora, oggi dobbiamo imparare noi delle nuove Non ci mosse, servono i però soldi. dobbiamo. Ci servono i soldi, quindi dobbiamo prendere altri allievi. Allora, insegniamo. Ah, ok, tu sei dei nostri, è vero. Allora, c'è dello Noi che sei sporco. rimasto oggi? Allora, Gianmarco, Mercury ha pagato la quota. Grandissimo Grande, Mercury. un uomo di parola. Allora, elenco studenti. No, la maggior parte si stanno riprendendo. Nell'ultima grande guerra non sono morti in tantissimi poi. Abbiamo perso Reagan però l'altra volta. Abbiamo perso Reagan e dobbiamo trovare il suo sostituto. Era il nostro fallo. Allora, siamo ancora in live. Sì, tutto a posto, tutto a posto. Allora, io direi a questo punto mettiamo un pochino in pubblicità. Ecco qua, a posto. Facciamo due belle sessioni di volantini. Vediamo un attimo se possiamo imparare qualche abilità. Muovevi, no? Allora, Oh, Jimmy! ragazzi, questa la sapete? Cosa sta facendo? Oggi che sta facendo quello che è quel segno? Lascia fare, No. lascia fare. È una cavalletta. Lui è una cavalletta. Allora, ragazzi, quelli là comunque te li segnala pure a schermo per far vedere chi sono quelli impegnati per. Questa la conoscete? No, ragazzi. Ragazzi, dovreste fare il calcio perché sennò non funziona No, così. lo fanno già, così. No, questi qua si stavano muovendo comunque. No, quelli quando allora, se non lo conoscono la fanno subito. Vabbè, ragazzi, tutto a posto. Prego, potete andare. No, ragazzi. Seguitemi, vi sciogliete. Arrivederci. Tolgo modalità Kung Fu e via. Per pulire a terra, che pulsante era? Devi riaprire il menu. Sta là, No, c'era pure il pulsante rapido. Aspetta che poi si è bloccato. Allora. C'è qualcosa. Oh, ragazzi, aspetta. Scusate. Ragazzi, scusate, ma un maestro, un sensei fa anche questo. Allora. Lei è? Sakura bella. Va bene. Prego, entri. Ah, Grazie. poi Lei? Takashi Lorenz, come Johnny Lorenz. Prego. Allora. Ok, C. Allora, vediamo un po' perché. Oh no, è morto un altro studente. Porca la miseria. Come state messi voi qua? State messi bene. Vabbè. Un po' di sporcolo. Allora, aspetta. Noi siamo dei maestri furbi. Voi che siete nuovi, conoscete questa? No, imparatela. Fanno tutti oggi. Questi qua no perché la stanno facendo. Devo uscire l'indicatore sotto. Ecco qua, lui l'ha imparata. Manco il pugno, sa. No. Lui non sapeva il pugno. Devo rifare di nuovo perché sennò non se lo prende. Lui non conosceva questo. Neanche lui, ottimo. Questa la conoscete? Ok, vabbè, para pure tu questo. A posto. Bene, lezione è finita. Potete andare. Ok, alcuni sono. Forse uno dovrebbe essere morto. Uno si è ripreso, ok. Quello si è ripreso. Quello ottimo. Un po' sporco. Allora. Scusami, No, scusami. Ok, a posto. Aspetta, fammi vedere, gira un attimo. Fammi vedere che...
Cavalletta. questa è una cavalletta. Wow, Sì, sì, la cavalletta, cioè, te l'ho detto prima. Il disegno di una cavalletta. Sì, perché l'ho visto l'altra volta. No, c'è solo un segnale. Francescone è salito di livello, va bene. Potrebbe essere lui il nostro campione. Ragazzi, però, scusate, mo stiamo pulendo qua. Allora, Allora, un po' di tavolo. Tanto costano uno. ecco qua, prego. Bevete durante gli allenamenti. Oh, ragazzi, Studenti. un attimo, fermi, fermi, non ve ne andate, fermi, non ve ne andate. No, signore, non se ne vada. Signore, non se ne vada. Possiamo mandare qualcuno al torneo. Torneo di Giacarta. Oh, zio, qua ci ammazzano qualcuno. No, È il suo momento. Ti Guarda, caghi, questo è il suo momento. Livello 10. Livello 10. Vabbè. Vai. Vai. Vediamo, lo zio. E sta aiutando, già sta Il suo combattendo. momento. Questo è il suo momento di gloria. Vediamo. Almeno il primo ce la fa. Almeno quello. Almeno il primo. Kai. Oi Regen, buonasera. Che buonasera. Siamo ancora in live, che bello, sta funzionando tutto. Questo. Ha vinto. La prima. 4 Oh, senti, lascia fare. Il protolo do karate acquisisce sempre più potere. Lo zio. Annaccia la miseria. Ah, allora, Come aspetta. stai, Regen? Ripara. Ecco qua. A posto. Secondo round. Modello vinto. tronco. Senti, ripariamo tutto a questo punto. Noi ragazzi giustamente non si allenano. Regenon, tutto bene? Ok, qui tutto a posto. Abbastanza bene. Abbiamo iniziato anche un po' tardi oggi. Terzo round vinto. Allora, intanto siamo arrivati in finale. Tanto siamo arrivati in finale. Oh, venghi lei. Venghi, non si preoccupi. La voce già si sta spargendo che stiamo comunque prendendo e vincendo. Cazzo, abbiamo perso in finale. Ah, va bene. Però va bene, già abbiamo fatto dei progressi. Ok. Allora, a questo punto io direi di investire... un altro numero. Mi sono visto Devil May Cry, l'hai vista la prima solo, Regen, non l'hai visto tutto. Fin dove sei riuscito ad arrivare tu? Quindi abbiamo visto solo la prima. Quindi attento, bada a come parli. Attenzione. Allora ragazzi, siete parecchi La nuovi. prima. Ok. Che cosa ti è sembrato? Come l'hai vista? Ah, no, mi ho fatto giocare sì. Ok, ragazzi, tutti quanti imparate mossa. Ok, poi. Ragazzi. Bravi, bravi tutti. Ok. Mossa numero 3. Para questa. Ragazzi, tutti quanti. Lui è più bravo di tutti. Allora, aspetta. Non ho fatto più ragazzo, tanto però mi è piaciuta. Sì, Regen Allora. è molto giovane qua. Tu sei stato audace e ti sei mosso durante l'esibizione della mossa. Tu sei il nuovo Regen. Dai, poverino. Tu sei il nuovo Regen. Vai. No, aspetta, non si è salvato, fermi. Taro, aspetta, aspetta. Regen secondo. Ok, va bene, continua la dinastia, va bene. Vediamo quanti Regen dobbiamo creare. A posto, vedi, tutto coincide, tutto coincide. Guardalo. Ok, ciao Regen secondo. Vero. Allora ragazzi, visto che ci avete dato un bel po' di soldi, vediamo un attimo se c'è qualche altro attrezzo che possiamo prendere. Continuiamo a carte mosso, frate. Dobbiamo comprare una mossa e dobbiamo comprare una nuova macchina. Allora, compriamo questo. La macchina per i salti. Sì. Quindi compriamo la macchinetta per i salti. Sì, mi piace. Volevo vedere per aprire la zona sopra. Cava da cazzo! Infermeria, sala meditazione. Oh, Gianmarco, dobbiamo sbloccare. Non più magari, Allora, noi iniziamo a mettere. Costruire. La jumping machine la mettiamo qui. Ok. No, signora, ci scusi. Ci scusi. Allora, lei. Ho sbagliato io. Mi arriva molto invincible. C'ha qualcosa, sì, Regen. C'ha qualcosa. Sei un mid.
è un po' più fluido, Invincible è un po' legnoso ogni tanto. È particolare, dobbiamo vedere come va avanti, Regan. Allora, ho visto pure alcune cose di Netflix e come ha trattato alcune situazioni. Già va bene. No, come inizio Già va va bene. bene. Ricordiamoci tutti che dovrebbe esistere un certo Death Note fatto da Netflix, cosa brutta accaduta tanti anni fa, però va bene, va bene. Le persone sbagliano, le società sbagliano, però poi possono anche riprendersi. Chiudiamo le porte. Allora, Salve, buonanotte. Protolo do karate per oggi chiude. Ok. Noi siamo sempre in live, che bello, che gioia, che divertimento. Non ero nudo, zio. Fatto solo il teletrasporto, sì. è vero. A posto. Sì. Invincible per alcune animazioni usa 3 frame in croce. Ogni tanto sì, si perde E ancora un me la devo vedere, so che me la devo po'. recuperare prima o Molto poi. bellino Invincible. Allora, a questo Potessimo fare punto... pure un torneo al caldo. Non è quello che volevo fare. È il primo, lo zio. È il primo. Seleziono uno studente. No, combatti tu, no? No, manco per perdere tempo, vediamo di fare qualcosa qui, tanto lui vincerà. Ma tu incitalo. Lui vincerà. Vai. Vai che conosci tutte le abilità, vai. In realtà dovevamo mandare Regan in secondo perché dovevamo vedere il suo valore. No. Allora, alla prossima manderemo lui. Vediamo a che livello riesce ad arrivare. No. Morto così, gli è venuto un infarto all'improvviso e è caduto all'indietro. Vabbè. Questo ogni 100 Allora. fa guadagnare 200, quindi non è malamente. Allora, facciamo salire prima un po' di livello, insegniamo anche qualche nuova abilità. Sedia quello. Buona sedia quello. Sedia residenti della penisola italica. Bello. Allora, signor maestro. Maestro però 1000. Prossimo. 1000. Aspetta, fatto. Impara. Il figlio di uno studente è malato, raccoglie erbe medicinali dalla foresta vicino per lui e ti insegnerò questa tecnica. Va bene, maestro. Andiamo. Signorina, sente caldo? Qui già ci siamo venuti l'altra volta e dovremmo venire quando abbiamo una cosina di soldi. Andare a puttane. Allora, statua della parte interiore, quindi amico qua ci devi far passare adesso. No, forse non hai capito, aspetta. Oh no, cazzo. Minchia, quanti cazzo adesso? Sì, No, certo. Aggirati, lo zio. Ragazzi, venite tutti. Ragazzi, venite tutti, c'è problema. Ragazzi, per questa quest serve il potere di tutti. Ok, no, non sei reghe. Ok, va bene. Vai, Ragazzi, venite ragazzi. Ragazzi, venite tutti, pure voi, ragazzi. Ah no, voi siete delle altre scuole, ok, arrivederci. Venite. Eagle Fang. Ragazzi, eccole qua, ci stanno aspettando. Siete pronti? Lo zio, vai con un calcio volante. Allora. Ma questo è il Ok. pollo, lascia stare. Vai, lo zio, calcio volante! Ok. Ragazzi, però... Vai! All'attacco! No, il colpo della tigre, lo zio, il colpo della tigre è fortissimo. Vai. Via! No, purtroppo non posso... Di codesti contenuti. Ammazzate il barbiere del Aglia. dojo. No. Aglia. Ok, un po' di giro tondo, vai, lo zio. Ok, questo è morto. No, hanno battuto un alleato. Lo zio, i nostri studenti stanno cadendo come burro. Sì, questi criminali sono fortissimi. Sì, ma noi siamo il sensei. Non possiamo mollare. Ok, Vai. altri due. Che comunque ce li hanno un po' indeboliti.
Oddio, occhio! Occhio piano! Ok. Ok, allora, a parte che è pieno di pozioni a terra e cose varie. Ma stai G. Attento al cuffù, attento al cuffù! Ok. Allora, prendi tutto, prendi Gianmarco. però luta! Gianmarco. Luta tutto! Pozioni! Spara questa pozione pazza. Anche di soldi. cura, lo zii. Ok, a posto. Ho provato ma mi chiede di accedere a Netflix. Milano a Capodanno. Ma come, reghe? Scusa. Che cos'è qua? Acquisisci la capacità di meditare e parti per i viaggi astrali di notte. sì, 8.000, no. se un giorno, forse, No, chissà. questo è 180 di exp, lo zii, siamo a Vabbè, così si può fare nel Si può gioco. fare. Noi lo facciamo. Ci vorrà un mese? Ci mettiamo un mese. Allora, prendiamo i fiori. Allora, ne abbiamo anche liberato l'area dei mafiosi. Esploriamo, Quindi, lo zii, esploriamo. allora, tanto devo prendere tutti i liciori. Io mi auguro che non respawnino ogni volta i mafiosi. No, perché è uscito il messaggio a schermo, hai liberato l'area, quindi ma non so se è solo al giorno. Noi andiamo a dormire e poi vediamo un attimino. Tanto vediamo di trovare i fiori, così impariamo comunque la nuova abilità. Top. Fiore. Perché secondo me se prendi tutte le pergamene qualcosa succede. Allora. Altro fiorellino. Uno. Maestro, insegnaci la mossa. Maestro, ti porto anche un fiore in più. Regen 2. Salito livello. Regen secondo è diventato più forte. Ora dobbiamo vedere quanti ne abbiamo un attimino ammalati, uccisi e moribondi. Allora. Dai che ce la fai, dai. Dai. Ok. No, pensavo ci potesse essere qualcosa qua dietro. Cazzo. Allora, maestro, ci insegni questo. Ah, Focus. Good once again. See you later and come back. You learned it. vediamo la mossa. Allora, io spero che non sia in prima persona, altrimenti si Mamma vomita. mia. Allora, Vediamo. Oddio, benedetto. oh Signore Santissimo. No! No, ragazzi, Signore, anche lui voglio la versione cattiva di un multiverso. Dark Reagan. Va bene, Reagan. Accettiamo con sommo piacere. No, ragazzi, no, aspetta. Ragazzi, Come back. Ah, Kung Fu. Questa mossa fa cacare. questa mossa fa venire un po' mal di testa anche perché è Attacco della tigre. No! stato un errore di esecuzione da parte del sensei. Aspetta. Sì. Ok, dai ragazzi, collaborazione. Non c'è Collaboriamo. una pozione di Ok. cura, però che va a terra. Ok. Che c'è? Qualcuno è morto? Non lo so, stanno succedendo cose. No, c'hanno la gigantessa. Cintura arancione. Ok. Sto per vomitare. Ok, ragazzi, allora. Ragazzi, imparate tutti la nuova abilità, così la fate voi e non la facciamo noi. Fatto? Ok. Fatto? Vado. Bravi ragazzi. Mamma mia. Va bene per l'immedesimazione di farla vedere in prima persona così, però mamma mia. So. Sì, ok, imparato. Bravi ragazzi. Ci sta. Allora. Facciamo due Vai, pulizie tu, perché giustamente io avrei paura di vedere come siamo messi con gli studenti. Allora.
o se sbagli di 1 millimetro è finita. Allora un paio così. Mamma mia. Mamma mia. Aia. Aia. Lozzi, dobbiamo trovare qualcosa da dare a quella donna. Dobbiamo sbloccare assolutamente l'infermeria. Ovviamente tutto in nero. Che facciamo le cose a modo, non ti preoccupare, tutto a posto. Un po' di succhi di frutta, ragazzi. Qui si sta scassando tutto. Va bene. Allora, un'altra giornata piena di avventure è finita. Noi posiamo la scopa, andiamo a nanna. E il primo è morto. Ecco. Ogni giorno un sensei si sveglia e un suo Allora, allievo. è il momento. Torneo mattutino. Dobbiamo fare altri soldi. Vai. Qualcuno con la vita, lo zio, a finire che ci schiattano. Vai. Vai. Poi attacchiamo qualche streamer. No, a meno che non appare e ci vuole fare del male. Noi mo adesso andiamo un attimo di sbloccarci prima di tutto dei potenziamenti in modo tale che rendiamo i nostri più forti. Iniziamo ad attaccare pure loro, perché a questo punto essere troppo bravi non porta a un certo tipo di risultati. Quindi cambiamo modalità di comunicazione. Dai. Ok. E sono altri 200. Non posso. Buono. Perché poi sono sempre 100 che ne guadagno e che te ne toglie e tutto. Però comunque riusciamo sempre a farli. Allora. Ragazzi, so che ci sono dei problemi, però ce la faremo. Allora. Ragazzi, ce la faremo lo stesso, non vi preoccupate. Non desistete. Anzi, manda pure qualche altra pubblicità. Allora, aspetta. Iniziamo a riparare gli attrezzi perché qua si sta rompendo tu. Già Marco, ma tu non è... Ok. Ah no, C'hanno sbagliato io una pulsante. quota, però. Top, non ho fatto altri soldi. Ecco qua. Andiamo sistematina. Tutto. Ok. Allora. Facciamo così. 5.000 volantini. Francesco ne si è ripreso. Ok. Invece di 1.000 ne mandiamo 5.000. Ma se arriva qualcuno. Allora, noi aspettiamo qua. Dobbiamo solo avere pazienza al momento. Ci servono soldi, ci servono allievi. Ecco qua, salve. Signora. Benvenuta al Protolo do Karate. Lei è? Beh, Sì, signora, si è appena liberato un posto. Aspetti un attimo. Ok, può entrare. benvenuta Prego, nel Kung Fu. prego. Campionato di Istanbul. Sì, ma sono morti. Chi vuoi mandare a questa? Vai Isa. Vai, sono solo 2 round, attenzione. Attenzione. Stanno pagando un'altra cosa. Sì, dobbiamo solo cercare di tenere la calma per un paio di giorni. Dobbiamo aprire la zona superiore, già, ma lo so. è l'unica cosa che ci salverà. Noi dobbiamo resistere, ci facciamo un paio di giorni. Ok. Magari c'è un premio in denaro. Vediamo una di quelle ciuccione che segue Vincenzo. In che senso? Che ciuccione seguo io, scusami. Poi cosa intendi tu per ciuccione? Attenzione. Allora ragazzi, dobbiamo fare un attimo una lezione, fermi. Oggi Ha vinto il torneo. A posto. ha vinto. A posto. Abbiamo preso anche soldi. No, fermo. Fermi. Tutti fermi, ragazzi, tutti fermi. Ragazzi. Uso il Kung Fu. Sono quei figli di puttana dell'airone, oggi sono sempre loro. Dobbiamo trovare un modo di aumentarci la vita perché è veramente poca. Ok, però stanno combattendo bene. Ma schifalo sì. Ok. Ok, vai, utilizzagli la capriola pugno, lo zii. Vai.
Madonna, santissimo. Il calcio questo qua fa male. Va bene Vabbè, fatto. c'è qualcun altro? Sì. No, ragazzi. Allora ragazzi, oggi lezione all'aria aperta. Chi non conosce questa abilità, bravi. Imparatela. Bravi ragazzi. Facciamo qualche volta in più perché così. Poi questa la conoscete? No, imparate anche questa qua. Bravi ragazzi, bravi. Tra l'altro dovremmo Poi. metterci anche le vecchie per imparare anche quelle. Ora difatti li mettiamo. Mamma mia che bordello però, E quando sblocchiamo 10-15 mossa, ma fa che sta ogni volta. No, ma secondo me si potrà sbloccare qualche potenziamento. Imparato? Ragazzi, imparate questa. Bravi ragazzi. Qualche studente? Guarda come gira Bravi. la notizia. Nuovo studente. Ecco. Si è liberato un posto anche per lei. Non ho più studenti. Mo recuperiamo. Mid corro. Le disonanze solo Gianmarco. Ehi! Come mi permettete? Solo dopo i pasti però. Non si- Allora però noi dobbiamo fare una Vai un cosa. attimo sulla scala, devo vedere una cosa. Se non mi Il dimentico. 2005 costava. Da qua fai un giro. Sala meditazione e infermeria. Per questo ho Non detto stavo dobbiamo Aspetta, sbloccare aspetta, tutto. cioè, guarda bene però. Mi sa che c'hanno le porte, c'hanno del legno sopra, così, quindi secondo me sanno a sbloccare. Però intanto ci avviciniamo all'infermeria. Ci mancano 200. Allora noi però dobbiamo fare degli investimenti, Gianmarco. Investimento 2. E lo dico, Allora. però aspetta, c'è Aspetta, voglio vedere un attimo i prezzi, però dobbiamo mettere qualche poster perché Ma servivano. quando costano? Aumenta motivazione e coraggio. Vabbè, 25, 60, se potessi io con crunare Allora. questo qua, no? Che si costa? Ho Sì. preso quello di 600 che è più forte. Ok. Focus, fight, Va bene. finish. A stomaco pieno sono esclusivo. Va bene, ragazzi. Io non vado a disoneste comunque, ragazzi. Grazie. Durante le scene quelle più importanti, al massimo 2, non di più, che poi Ma come si è ripreso? Ragazzi, belli motivati. Quello Qualche si è ripreso. Raga, la stiamo mettendo la roba. Il fatto è che così Non non abbiamo facciamo mai soldi. soldi. Dobbiamo fare una fanno crescita aggiunto, graduale e costante, perché comunque è un gestionale sto gioco, quindi. È tornato! Eccolo! Ciao Francesco! Fatto la sessione, Francescone. È andata bene, tutto a posto? Hai fatto schifo come al solito? O hai giocato bene questa volta? Madonna. Ho capito, ma io sto pulendo qua, ragazzi, però. Ah no, sono ancora in sessione, sei venuto a fare un saluto. Ah, ok, va bene. Un saluto a tutti i ragazzi della sessione. Ragazzi, ragazze, dongelle, giovani, adulti, bambini, chiunque stia giocando con Non ce voi. la faccio più, che rottura di coglioni. Ma no, ma Scusa, divertiti. Ma Ragazzi, perché? state cagando un poco. Se aprirò Ace Combat, ma Fraggio, ma scusami, non stavi in sessione. E Come fai a fare la metti a sessione? giocare? Ah, ma forse fa parte della lore della sessione. Ci sono anche gli aerei da non combattimento. giocare, resta solo in compagnia se ti scocci di giocarci. Se vuoi sta comunque con gli amici tuoi. Ok, allora facciamo mosse. A questo punto rimetterei questo qui in modo tale da dire ehi tutti, parate cazzotto, questo qua fatto bene. Ok, voi? Ok, va bene ragazzi, a riposo. C'è qualcosa che si è rotto. Ragazzi, non sto spiegando più niente. Ragazzi, vi sbloccate per piacere? No, Kung Fu non dormo mai. Aggiusta manichino, aggiusta manichino, aggiusta manichino, aggiusta manichino. Dobbiamo prendere più manichini anche perché comunque No, sono in tanti e... No, Marco, ci adattiamo e ci organizziamo al meglio. Allora, tu, Anako, tu sarai una cavalletta. Hai deciso. Sì. Perché ci serve una mano con le pulizie perché stanno iniziando a sporcare in troppi. Allora, Anako come cavalletta. Caccato sotto. Oh, c'è un dipendente. Facciamo un cambio. Salve, Madonna mia. prego vengi. Ok. Vengo studenti. Oh, siamo quasi a 40 studenti, lo zii. Ok.
2 cavallette così Che ci cos'è questo stanno. rumore, lo zio? Quando confermi una cavalletto altro. Comprato biglietti. Se non vedo, non credo. Sono coerente. Francesco, me. Prego, studente. Tu sei junior. Ok, allora. Torneo. Campionato di Istanbul. Di nuovo quello. Vai, Daniel Sam. Abbiamo visto 2, grosso modo riusciamo a reggerli. Francesco, ma quindi ci toccheremo i pipoli a vicenda? Finalmente. Toccata di pipolo. Che bello. Già, Marco, me. È il primo. Va bene. È andato. Va benissimo così. Volessimo aprire pure qua. Minimo 100 di esperienza. Allora, un'altra notte. È finita. E per un giorno che finisce, un altro sta per iniziare. Faccio per il torneo a chi, povero. Vinto altro torneo, ottimo. 4,50. Mica male. Quindi a questo punto io farei anche un'altra cosa. Direi, ehi tu torneista. No, Lozzi è troppo, Lozzi, non spreca tutto così. Non lo fa, non lo fa. Fai quello di mezzo, non fa questo che se perdiamo una cifra di roba. Lo giuro, se perdiamo ti chiamo il bicchiere d'acqua nel computer. Abbiamo finito la live Non mi dopo. interessa un cazzo tuo. Ragazzi, preparatevi. E tu stai contro Bruce Lee. Ma lui c'ha le lame sulla mano. È Wolverine. Un cecchino. Facciamo la tattica suprema. Sì, a questo punto sono Senseijo, abbiamo perso. Allora, questa scelta non è stata corretta, però abbiamo valutato il livello di difficoltà dei tornei. E io che cosa Quindi- ti avevo detto? Ma se tu non fai la prova e il terzo non l'avevamo mai... È troppo. Non Bisogna lo potevi investire. mai fare con i PG al 10. Godo. È morta. Deve fallire la tua scuola. Quanto cazzo godo se chiude sta scuola di merda. Stanno anche arrivando... Cioè, Aveva le lame. vedi, Aveva non è i colpa coltelli. nostra. Allora, noi la cosa che dobbiamo fare è mettere comunque altri manichini, mo, seriamente. Eravamo arrivati al cap. Potevamo comprare Vai, il piano vai. di sopra. No. 50, 50, 50, facciamo così. 1. Ok, allora. No attrezzature. Ok. Oh no, li devo selezionare ognuno. Allora. Costruire. Ragazzi, stiamo facendo nuove zone per tutti. Stiamo lavorando per voi. Poi, a questo punto... Ok. Più allievi. Salve. Ok, 39. Ok, già siamo di nuovo a 615, però a questo punto i tornei... quello che è ferita... Vai. Anche perché è salita di un paio di livelli. Secondo me dobbiamo iniziare a ricordare le città e quanti match sono. Istanbul ce ne ha 2 e basta. No, 2 ne sono capitati con 2. Era sempre Istanbul. Sei in Istanbul 2 volte. Ma già si stanno allenando di più. Almeno così ce li abbiamo più forti e con durante gli assalti e cose varie resistiamo di più. Ma però continuo a mettere gli altri a sto punto. Costruire.
No, che non l'hai messo. Ok. Quando poi questi qua ce li vendiamo e chi si è visto, si è visto. Ora intanto ne alleniamo di più. Ok. E ti devo un attimo spostare perché... Ecco qua, a posto. Allora, mo giustamente stanno a sporcare un bel po' di più. Ok, quindi dovremmo arrivare al 15, però vedo che salgono un pochettino con difficoltà. Perché giustamente avendo pochi posti per allenarsi e dovendo fare a rotazione, chi ha bisogno di più punti esperienza per i livelli alti non rientra nel giro d'allenamenti. Infatti mo stanno salendo di botto solo aggiungendo tutti sti manichini qua. Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Altri 3. Altri 2. Salve, anziano. Ok, siamo a 42. Poi ci serve qualche altra cavalletta perché sporcano come dei facoceri. Ok, anche tu fai cavalletta. Stanno salendo un botto di livello adesso. Allora, a questo punto 71 come livello di esperienza. Vedi, a livello di marketing assumi 2 camminatori per sandwich. No. L'invito al campionato è arrivato. Giacarta quanti ne erano? Guarda qua. No, 120 costa poco, forse sono 2 o 3. Vai tu che ti sei ripresa al meglio. Sempre 4. Invece. Però questo è più facile visto il costo. Magari mo che a livello 11 e non a livello 10 potrebbe farcela. Ok, almeno le cavallette stanno tenendo un pochino più pulito. Ok, prego. 43 studenti. Allora, dobbiamo investire in più giustamente nei macchinari per l'allenamento. Che così quando ci fanno gli assalti non ci preoccupiamo di niente, già siamo un pochettino più tranquilli. Più che altro devono pagare la retta sti stronzi. Abbiamo 80 proprio per questo, studenti, ma proprio per questo che noi abbiamo avuto tantissimi studenti che sono arrivati, non hanno avuto il tempo di allenarsi, si sono trovati in mezzo alle risse e sono morti come dei pagare la retta e basta. No, no, dobbiamo comunque insegnare qualcosa. Vedi, guarda quanto stanno salendo adesso. Ma quello è ancora vivo là in tutto ciò, nel gioco c'è morto quello. Allora, aspetta, vediamo subito. Prega in secondo. C'è Là. quello. Eccolo qua. C'è qua. Sono anche io ancora, sono io. Stanno tutti abbastanza meglio adesso. Qualcuno si deve un attimo riprendere. Oh, ha vinto il torneo. Porca troia. Quanto ci dà? 3,60. Oh, comunque è buono. Comunque è buono. 76. E si sono tutti ripresi. Si sono tutti ripresi adesso. Facciamo un assalto a un dojo. Andiamo a fare un assalto al dojo? Sì, agli aironi blu di merda. Agli aironi blu? Sì, con tutti? Con tutti. Portiamo tutti? Porta tutti. Portiamo tutti. Berlino 500 assolutamente no. Lei è il guerriero. Aspetta. Voi siete il guerriero dragonate. Tutti Aspetta. voi lo siete. Aspetta, aspetta. C'è un anziano e ci dà anche di più. Ok, allora ragazzi, anche tu che sei appena entrato. Ragazzi, voi restate qua a guardia. Allora, gli aironi blu si trovavano di fronte all'area del torneo. Andiamo a pestare sti stronzi. A questo Allora, poi punto... sta là. Ah no, gli aironi bianchi, scusa, però siete vestiti blu.
Che c'è? Aspettate che arrivano i miei... Ragazzi. Ragazzi. Ragazzi, io non faccio niente. Fate voi. Però dovete attaccare. Fate voi. Fate voi. Non voglio intervenire, voglio osservare stavolta. Ok, uno è morto. Fate Due è il morto. vostro Sifu. Uno è volato, non si è capito che è successo. Uno è sparito, va bene. Ok, a posto. Adesso Fatto. ci dà. Salve, l'altra volta ci hai dato dei soldi. No, non ci ha dato un cazzo. Andiamo a menare qualcun altro. I rossi no, perché ho brutti ricordi. L'ultima volta. Ragazzi, la lezione di oggi è finita. Toglietevi, Scioglietevi andate in pace. e ognuno Tutti a casa sua. Va bene. Per questo non ci ha dato i soldi, perché c'era ancora lui, Ma Gianmarco. però, lo zio, cazzo ci dà? Non lo so, mi stava attaccando per qualche motivo. Non lo so. È un ladro forse? Atta! 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 Mamma quante bot che ti sei preso. Vabbè. Potenziamento della difesa, perché no? La resistenza, per la Allora. stamina. Noi siamo ancora in live e questa è una grandissima soddisfazione per tutti gli appassionati di sport e karate. Allora. Ragazzi, dove stavate andando tutti insieme nel cuore della notte? Sono rimasti, uno se n'è andato. Lui si è fatti i fatti sulla IT, io faccio finta di niente No, e continuo ad andare avanti. Vabbè. Allora, a pro della lezione del giorno precedente, il secondo. Il Abbiamo secondo di forte. Andiamo Sky, mandiamo Sky. a questo punto. Perché continuano a dare problemi, si rega, ogni tanto crashava e faceva crashare tutto. Ma da come abbiamo settato l'altra volta, più l'aggiornamento del BIOS del PC, tutto settato correttamente e da inizio live non sta succedendo niente. Le ultime parole famose. Gli studenti non conoscono abbastanza mosse. Vai, vai che te lo mangi completamente, vai. Vai, non si. Vai, vai. Supremo! Non ci Ma siamo come? ancora. Non siamo ancora abbastanza. Ma l'altra volta l'altra volta abbiamo battuto perché abbiamo fatto noi. Ragazzi, che cazzo siete corsi a fare? No, beh, Scusa. Francescone, dov'è? Ci sono anche io dietro. E c'è Marco. Vabbè, Che poi in realtà dovremmo essere invertiti perché lui è biondo e io sono castano. dettagli. Vabbè. Tanti PG in maniera randomica, uno dietro l'altro, vedi tu i casi della vita. Vabbè. Allora, a questo punto dobbiamo un attimo investire Gianmarco. Allora, tu migliori l'abilità di colpire. Tu migliori i calci, tu sei delle entrate extra. Questi giustamente daranno molto di più. Molto bene. Abilità questi tu, giustamente. Però aspetta. Oh, aspetta. Aspetta Gianmarco. 7,50 e li fa tutti e due. Ok, però ne possiamo di uno. 60, sì, ne prendiamo uno almeno, piano piano, chi ci va inizia comunque a prendere un bel boost. Oh, Oh, aspetta, signorina, un attimo soltanto, salve, Midcore, venga. prego entri. Giacarta è quello che dovevamo evitare o è quello che abbiamo No, vinto giocate prima? da 4 incontri ma è più facile. Manda a Daniel. Ok, allora facciamo. Ecco qua. E manca un altro manichino, visto che comunque siamo a 46. No, qua no. Rischi che si buggano i tipi, lo zio. Aspetta, vediamo se succede. Vediamo. Ecco qua. Ok, stanno salendo tutti un bel po', però a questo punto bisogna fare grandi pulizie, riempire tavolo.
perso al secondo round lui. Ok. Forse dipende pure giustamente come sono le abilità e come si sono... Ci ha ridato la quota di entrata, vero? Perché ha vinto un incontro. Allora, prego. Juniores. Va bene. 18, va bene. Va bene, va bene. Allora ragazzi, molti non conoscevano le abilità. Allora ragazzi, ripetiamo tutte le abilità. Gli umili irritanti, abbiamo capito le preferenze dello sviluppatore, sì. Ok, poi facciamo 3. Questa la conoscete? Ok, poi ragazzi, questa la conoscete? Ragazzi, questo è il marchio di fabbrica del dojo, quindi ok, scioglietevi, potete andare. Allora, noi dobbiamo fare una bella pulizia e sistemazione al dojo, perché un po' di bordello, un po' di casino. Allora, ma io mo ho pulito. Ma giustamente tante cose vuol dire più lavoro. Mi devi spendere pure più soldi. Gianmarco, per i nostri studenti questo è altro. Tocca farlo, no? Vanno a cacare. Voto a posto. Ok, vedo si stanno allenando e andiamo un attimino meglio. Ok, Per un nuovo salve. allievo. Un attimo e sono subito da lei. 48 studenti, Gianmarco. Dobbiamo arrivare a 1000 per entrare nella classifica mondiale. La strada è ancora lunga, ce la faremo. Allora, noi intanto dobbiamo assumere un'altra cavalletta. Non puoi avere più di 3 cavallette. Apri la seconda scuola. Oh. Poi lì ci divertiamo quando avremo 2 scuole, va benissimo. Ok. Beve, beve bene. Bravissimo. Oh, signora, ci scusi. Signora, un attimo, un attimo. C'è un altro dietro? No. Ragazzi, qualcuno che paga la quota? Ok, ma adesso possiamo iniziare ad incassare bene. Gianmarcone salito di livello. Campionato quale? No, un momento, gioco. Gioco, non ti emozionare. Giacarta. No, Daniel non ce l'ha fatta, quindi no, no, lasciamo così. Non sa tutti. Potrebbe essere, potrebbe. Magari sì. C'è questa possibilità. Allora, a questo punto, visto che ce ne ho altri 6, inutile tenerli nell'inventario a prendere polvere. Anche perché studenti allenati, studenti forti non muoiono. Il 50°. Studenti che non muoiono pagano la retta, quindi... Ok. Ecco qua. Madonna, se si sta facendo un cesso. Allora ragazzi, mettiamo un altro qua, poi abbiamo altri 3. Che cazzo ne hai comprati? Gianmarco, un bel po', prima mi sono, perché avevo capito che andava a finire così, quindi mi sono un attimo fatto previdente. Ok. A posto. Bravi, allenatevi e restate in vita soprattutto.
ci servirebbe qualche altro di questi. Così, ma ci serve comunque lo spazio. Sì, servono i soldi, no? Ok. Però il fatto che ho detto che salgono di livello. No, si rivelano un po' tutti. Oh, vabbè. Allora, signora, un attimo e siamo da lei. Nuovo studente. Un midcore va benissimo. Ragazzi, più che altro anche a voi farei un giro di domande. Questa la conoscete? Ok, vabbè. Allora, però ragazzi, molti di voi non conosceranno questa abilità. Ragazzi, molti di voi questa non la conoscono. Questa la mostriamo poche volte. Che già la facciamo alla fa. Però è molto importante. Non ve ne andate, ragazzi. Sto spiegando l'abilità, però. Dai. Ah, fanno il movimento loro. Dai che li imparate, dai. A posto. Fino alla giornata, così. Vabbè. Io direi andiamo a vedere dal maestro, ti ricordi quant'era. La prossima 2K. Sì. Capite cazzo. C'è qualcun altro. Oh. Aspetti, giovincello, aspetti. Prego, puoi entrare. Allora. Si va a letto. Allora. Siamo resistiti comunque 2 settimane, Già abbiamo 52 studenti, che non è poco. Abbiamo vissuto brutti momenti. Non è poco. Capita Gianmarco. Allora, a questo punto torniamo qua e mettiamone uno qualsiasi. Gianmarcone. Vado io? Vai Gianmarcone, vai. Vai Gianmarcone. Gianmarcone col capellone, vai. Gianmarcone, non andate fuori dal ring, per piacere. No. Vai Gianmarcone. Ok, Sky si è ripresa. Ok. No. Ma si è piegato malissimo. Gianmarco, l'hai distrutto. L'hai distrutto letteralmente. Allora. E gli studenti sono vivi un altro giorno. Vabbè, quindi inizieranno ad arrivare rette e cose varie. Aspetta. Non abbiamo subito assalti, non abbiamo subito niente, quindi penso che oggi dovremmo stare tutta la giornata qui, quindi facciamoci un po' di pubblicità, magari viene qualcuno. Ok, la prima quota. E facciamo 400 così prendiamo pure un pochino di punti esperienza e via. Prego. Si assumono allievi. Facciamo le interviste. Come ti chiami? Assunto. Puoi entrare. Prendiamo tutti in questo gruppo. Ma proprio senza nessun tipo Noi di siamo problema. inclusivi. Allora, eccolo qua. Lui è il primo. Anziano. Entri. Torneo. Devo sempre prendere il punto preciso, se no. Il messaggio di visita di tuo zio. Caro nipote, ho sentito che la tua carriera di maestro sta andando molto bene. Sono molto felice per te. Spero che tu non abbia dimenticato il favore e il supporto finanziario che ti ho dato all'inizio. Questo lo zio vuole i soldi indietro adesso. Vabbè, verrò presto a trovarti. Va bene, zio, mi a trovare. Conserviamoci i soldi per lo zio, perché secondo me... A 100 studenti arriva lo zio. Ah, ok, va bene, allora ce la facciamo. Allora, c'è un altro torneo. Rio de Janeiro. No, lo zio. Non mi sembra ancora il caso. Buschiamo al primo round, buschiamo. Prendiamo un sacco di studenti a questo punto. Sì, riusciamo a sbloccare sto secondo sì, piano, venite, dai. Un paio di loro che pagano la retta. Venite. Entrate tutti. Sì, ragazzi, c'è posto per tutti. No, sì, Ragazzi, è il vostro momento. Fatti segui, vai! Squadra! Allora, vediamo adesso come vanno, se dobbiamo intervenire. Una mano gliela darei, lo zio. Allora, perché aspetta. comunque non... Tanto questi qua effettivamente
Oh, quello pure livellato. Ok, di qua comunque. No. Oh, la vita così. Non c'è più cura. Aspetta. Vabbè, così. Con chi vi state litigando? Poi c'è qualcuno qua dietro. Ok. Sì. Va bene, va bene, va benissimo. Va Quanto voleva benissimo. di qua a sinistra per sbloccare? Serviva il livello 100 addirittura. Minimo 100 punti Oh, di mancano esperienza. 9 punti, Allora, ma di qua dietro non abbiamo niente? No. Io da qua, mo che ti sei glitchato nel muro, si vede un tatami, c'è un posto per Sì, fare sì, sì, pump. sì, 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 sì. Oi. Ci mancano 9 punti. Sono 9. Oh, studenti. Ma allora, prego venite. Francescone è salito di livello ottimo. Junior, vieni. Oh, Dai, solo sempre il 500 torneo di Berlino, aspetta. No, 590. No, Massacrano. vieni pure tu. Sì, sì, ragazzi, entrate tutti, sì. Vediamo se fuma qualche equipaggiamento o comunque a fine giornata ci facciamo prima un po' di pulizia e tutto, anche perché abbiamo 60 studenti. Quindi ci serve spazio perché alcuni stanno così in Adesso attesa. secondo piano per forza. No, ci serve molto più spazio adesso. Ci stiamo ingrandendo. Siamo partiti con 4 piazzole. 60 studenti qua c'è buono, Ok, le cavallette e i ragazzi comunque stanno tenendo tutto in ordine per quanto Ci possibile. difendiamo pure bene dagli assalti. Una volta settato il secondo piano ci dobbiamo anche mettere a organizzare le decorazioni e altro per boostare Sì. il massimo Dobbiamo del arredare tutto il potenziale. secondo piano, così. Basta che entriamo nel loop buono dove guadagniamo abbastanza soldi. Questo è buono, ci dà 35. Ok, prego entri. Va benissimo. Metti roba per i calci che ci sono solo sì. di attrezzi, No, no, mo Esatto, su quello. secondo piano lo adibbiamo ai calci. Iniziamo a mettere subito i calci e poi ci dividiamo. Un attimo la situazione, aspetta, c'è un'emergenza, c'è qualcosa che fuma là. No, tu grande macchinario mistico, devi Ok, riprenderti un attimo, aspetta. Allora a questo Prego. punto, visto che siamo in piedi. Tieni un attimo in mano, non li spendere tutti, però. No, tanto per la fine della giornata non ce la facciamo. Ah, shit, lui quelli che... Oh, buonasera. Salve, Buonasera. anziano. A posto. A posto, grazie mille. Ma sai lo Christopher? Mm. Oh, aspetta, c'è qualcuno là, fermati. Fermati, aspetta, il sensei c'ha anche un po' di cocine da fare, fermati. Comunque mo me lo scarico e mi sta prendendo tantissimo. No, ma è troppo divertente sto gioco, Regen. Non ha Allora. senso questa cosa. C'è ancora il torneo di Berlino. Ma no, come livellano bene, guarda che basta. Sì, ma adesso si stanno Ci allenando passano tutti per bene. Così, 2 rette, ci vogliono 2 rette, qualcuno che paga la retta, gli sblocchiamo questo Sì, tu piano. mo non hai capito che tenendoli in vita arriverà il momento dove molti di quelli che abbiamo dall'inizio arriveranno Ma no, tanti questa roba che soldi. costa una cifra, come cazzo li facciamo? Per questo li dobbiamo tenere in vita il più possibile. Uno per tramandare le nostre lezioni, non solo per il fattore economico. Però a questo punto, nuovo studente, anziano, Prezzi, ottimo. prezzi. Ce n'era anche un altro che stava arrivando, giusto? No, sbagliato. Ok, va bene, bravi ragazzi, bravi tutti. Insegna un po' di mosse, lo ziga, abbiamo fatto Allora. 1, 6, 7 studenti nuovi oggi. Oh, fermo! Dipendente nuova. Allora ragazzi, aspettate un attimo. Nuovo studente. Salve. Midgore, ok. Allora, a questo punto ragazzi, è l'ora della lezione. Faremo la mossa quella... I Crimson Dragon stanno attaccando! Tutti insieme! Tutti Vai insieme! ragazzi, nel frattempo imparate questa. Tutti insieme!
Vai! Oddio, ho la vita. Ok. Fine qua, fatto bella... Ragazzi, un momento, un momento. Uno è volato letteralmente in cielo. Ok. Non usate il Kung Fu, ragazzi. Ok, a posto. Allora ragazzi, fermi, visto che siete tutti qua. Lezione. Vai ragazzi. Fermi, aspetta, aspetta, aspetta. Voi siete studenti intelligenti. Vai, questa non la conosceva quasi nessuno. Ottimo. Ragazzi, aspettate, aspettate, sentite un po', sentite pure Questo questa. lo sai che l'avevi fatto, no? Non tutti però, non tutti. No, che bocco sta mossa, no. Imparate la mossa, per l'amor di Dio. Ok. Ok, a posto. Dura fare il sensei. Sì. Allora, un altro giorno, è finito. E siamo ancora in vita. Allora, Ragazzi, 2 rette. 2 rette, ragazzi. allora, intanto... Qual hai messo? Hai messo 500? No, no, uno, Ah. uno. A posto, fatto. Ok, questo facciamo più presto a farlo noi la mattina. Vabbè, Una retta e qualche studente, una retta e qualche... Vi prego, fatemi sbloccare sto piano. dai che ce la Che facciamo, per fare 2000 Gianmarco. abbiamo partorito. Gianmarco andrà sempre meglio. Pagate, bastardi, pagate. Pensa quando arriveremo a 100 e più studenti. Ma pagano poveretti, basta, devo pagare di più. Aumenta i prezzi. Devono passare i giorni, devono sopravvivere. Noi facciamoli sopravvivere, alleniamoli al meglio. Sì, no, sì, compra sto piano. Aspetta, nuovo Compra il studente. piano. Nuovo studente. Grande. Altri 18. Shoppa questo piano pazzo. Allora, Ehi. Non possiamo sbloccare pure il dojo, no, sì? ah, è 2005 Gianmarco, no, Fra 2005. poco, sblocca dojo fuori. Però ci vogliono comunque i soldi, 4.000. Madonna, veglia. Madonna, 4.000. No, Gianmarco, ok, ma tu allora, pensavi che era gratuito il... No, no, fermi, Gianmarco. ragazzi, missione a Gianmarco. Portini, mancano 400, ragazzi, solo 400. Hai rifatto 2005 Gianmarco, è fatto, a posto. Ragazzi, fatto. Vado? Vai. Sono andato. Ah, allora, qua. ma adesso voi quanto costate? 4.000. Sapevo. Lo sapevo. Che inculata. Mi sta quanto vuole? 120 120 esperienze. Va bene, comunque adesso abbiamo lo spazio. Mo dobbiamo iniziare a comprare roba per solo. Allora, no, mo noi dobbiamo fare prima di tutto i soldi, Sì. perché se no c'è un problema. Allora, facciamoli allenare, facciamo un altro assalto a fine giornata. Massimo possiamo vedere se fuori c'è qualcuno per qualche quest opzionale, qualche cosa, che dovrebbero esserci. Allora, aspetta, intanto pergamena. Che non si può. No, non aspetta al massimo se qualcuno passa di qua. Intanto c'è una nuova allieva. Regen è salito di livello. Facciamo anche 5.000 volantini. Nuovo studente. Midcore. Ok. Ok ragazzi. Allora al massimo possiamo pulire, non ne stanno più morendo, e già questa è un'ottima cosa. Già Marcone sale di livello. Yeah.
nuovo allievo e arriviamo a 70. No, perché fai queste cose? Perché? Allora, libro degli studenti. Ok. Allora, vediamo un pochino noi in giro. Finito il tavolino qui. Allora, appena arriviamo a 500 dobbiamo mettere un altro tavolino. Così entrano molti più soldi in più. Si è rotto pure un macchinario. Ok, salite di livello e dobbiamo pure un attimo dare una aggiustatina in giro. Oh, bravi ragazzi, bevete tutto, spendete tanto, spendete bene. Allora. Punti insufficienti. Vabbè, almeno abbiamo aggiustato il grosso per quanto possibile. Oh, 2 allievi. No. È morto? No, perché... Vabbè. Alcuni erano troppo deboli per il fight di prima. Allora, torneo di Berlino ancora? Assolutamente no. Ok, siamo a 70. Quello più forte di livello adesso quant'è? Icari è di livello 12, si potrebbe provare un torneo. Altro studente. Ok, fammi mettere di nuovo le bibite che sono finite. Oh, ce n'erano ancora un po'. Ottimo, altri allievi. Non penso che se le comprino, Regen. Non credo, ma poi non ci sono in game. Io spero che comunque vengano aggiunte varie cose, che l'ultimo aggiornamento, l'ho detto prima, mi sembra che sia uscito, se non ricordo male, un pochettino prima che lo iniziavamo anche noi in live, quindi a 100 di questi contenuti e anche più. Stanno a fare un po' la merda qua, giustamente ragazzi. Ok. Altro studente. No. C'è un po' di problemi. Allora, vediamo un attimino com'è la situazione generale. Ce ne sono un pochettino. Oddio. Allora, dobbiamo stare un pochino attenti. Si è rotto un macchinario, a posto. Ah, ok, comunque alcuni riparano stesso loro gli attrezzi per quanto possibile, ok. Ok, non ci sono nuovi studenti. Allora, iniziamoci a fare 2 conticini. Allora, colpire, calci, quindi 150. Minimo dobbiamo puntare a 150. E che me li dai pure così ne mettiamo già un altro? Dai. Niente? A questo punto metterei direttamente quelli là potenziati.
Ok. Allora facciamo così. Perché secondo me quelli di livello più alto che richiedevano più punti esperienza fanno effettivamente allenare meglio gli studenti. Allora. Junior qui. Anziano qui. Poi Ok, 74. Allora, un'altra giornata è finita. Facciamo un controllino di manutenzione. Ok, questi sistemati. Ok, allora. Puliamo un attimo. no, merda. Ok. Quei studenti come sono sporchi. Allora, Non ci credo. ma non c'è Oddio, nessuno. non c'è nessuno, dobbiamo andare a chiamare gli studenti. Cosa? Quelli già si stanno menando qua fuori. No, 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 ma... Sei pazzo. Ecco qua. Come ha ammazzato lo studente. Antica arte ninja. Vai a dormire. Ma dovrebbero essere ancora fuori, però sono riapparsi i nostri. Allora, il torneo non lo possiamo fare. Guarda, già sono qui, già sono qui, già sono qui. Ragazzi, oh, il gioco non laggare. Sai che c'è quello grosso, più grosso. Allora, senti. Se no non ce ne usciamo da questa situazione. Protodo karate. All'attacco. Ma non c'è manco chi sta. Qualcosa sto attaccando, Giamma. Giamma, qualcosa l'ho preso. Ok, questi fatti. Ragazzi, è carattere. Ci possiamo fare... No, mi scusi, mi scusi. Andiamo qua. Ragazzi, a questo punto, ma sapete che vi dico? A parte che c'è qualcuno che si sta ancora menando. Ragazzi, venite un attimo pure voi. Allora, iniziamo a lanciare un messaggio forte. Vuoi lanciare un messaggio? Sì, sì, lanciamo un messaggio forte, Gianmarco. Scusa, tu? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Un giorno. Certo. Non so tra quando, ma ci arriveremo. Non adesso. Ma c'è la ruota della fortuna qui. Allora. Fai venire i tuoi amichetti. Ragazzi. Ragazzi, dai. Ok, è entrata una retta, comunque abbiamo preso 1000, attenzione. Ho visto qualcuno volare. E non è stato Yasuke. Scommetti tutta la ruota. No, Reagan, non si fa così. Grazie Regen, non ci avevo pensato. Ma come? Mercury è salito di livello. Ok. Del sano gambling. Reagan, il gambling non si fa. 75. Ok, a posto. Allora, ragazzi, placatevi, salve. Hello. I heard that you're making progress in the martial arts school business. I Okay. forgot to introduce myself. Oh, how rude of me. I'm Sì, Chad, sì, se me le sblocchi. throwing Tutto sul rosso. Va bene. Let's make this a little more fun. If you score enough points by the end of all your throws, 25, dai, 25, dai. you lost. Don't be sad. Keep training, young master. Aspetta, ci sono anche i miei allievi, aspetta. Aspetta un attimo.
Io devo fare preciso 48, devo andare oltre. Questo è Puoi quello che... andare anche oltre. Ok. I watched you carefully while you were throwing the stars. Nice technique. Here your money. Sì. Va bene. Non fa un po' di merda, però. Zio. Ok, vabbè, no, no, è fattibile, non lo faremo, però mi stavo facendo io due conti e Una vita, zio. è un sistema economico sostenibile, richiede molto tempo, però, vabbè, ragazzi. Stavo scherzando. Allora. Beh, 1650. Ma possiamo comprare qualcosa? Adesso per possiamo secondo comprare qualcosa e iniziamo a farli allenare anche un pochino piano. Voi sopra. pagate le rette, ragazzi, mi raccomando. Allora, questo Allora, punto, come calci. dicevo prima, calci, però invece di prendere questo da 150, che è quello che richiede 7 di esperienza, questo che ne richiede 15, credo che sia migliore. Sì, Così come a tutto, questo insomma. punto Prendiamone un paio. di questi di livello 2 o di questi di livello 3, Livello 3 o addirittura questi 400 fanno calci e pugni. altri calci e pugni per 400. Io farei uno di questi. Ok, Poi vai un altro calci 2, dove sta calci più? questo qua Vai. E poi vai sopra e uno speed bag. Vai. è un punching ball. È un punching Fanculo, crepi Andiamo l'avarizia. sopra. Allora, Andiamo ad addobbare. iniziamo a fare. Costruire. La punching board la mettiamo qua al centro così. Via. No, spero che salgano sopra, però. Mi auguro. Non salgono, c'è un enorme problema di tempo e di denaro. Allora. Ok, vedi, già sono qui. Ma sono io. Giustamente. Mette tutto azzeccato, però zio, è brutto. Questi sono pure piccolini e se ne possono mettere tantissimi. Gianmarco. A posto. Fatto. Ragazzi, allora, è un po' poco. È un po' poco per ora. Per ora. Giusto per ora. Dovremmo anche vedere modi di stabilirci con i soldini per imparare una nuova abilità a questo punto. Servono sennò- altri 2000 per fare la prossima abilità. Allora, Così. torneo. Torniamo da 120 ce l'abbiamo. C'è ancora questo di Berlino e non se ne va, ma non se ne va, non cambia. Livello 13, ma non abbiamo i 500, va bene. Ok, stanno andando sopra e si stanno allenando tranquillamente. Serve giusto qualche poster in giro, così per motivarli un po'. Anzi, però sporcate proprio come dei facoceri. Non mi sembra il caso. Le bibite che sono finite, altro 500 dobbiamo mettere. Un altro di questi al limite. Ok, qui stanno pulendo. E un attimo sopra come si stanno allenando. Bravi. Bravi. Allenatevi in tutto. Questa è musica per le nostre orecchie. 74. Ok. Vabbè, sì, tu vieni a 100. 100 ci vuole tempo. C'è un bel po' di strada davanti. Oh, torneo. Istanbul. Istanbul va lei. E qui penso che siamo sul sicuro. Facciamo un po' di... Oh, c'è un allievo, lo zio. Signor allievo, aspetti. C'è molto da imparare.
Perso al primo round? No. No. No, allora è randomico, già, ma non è in base a quanto, è un tentativo da fare. Sì. Come va va. Vabbè, vabbè. Ecco, parate tutti calcio. Ragazzi, noi 4 mosse facciamo qua in questo dojo. Al momento. Quindi imparatele per l'amor di Dio. Bravi, imparate tutto, c'è anche una nuova allieva. Ecco, facciamo vedere come siete bravi qui al dojo. Vai, protodo karate. Allora, prego. Allora, ecco, andate tutti a riposare per il giorno successivo. Guarda come si allena anche Furio Orare. Ok, gli altri sopra pure si stanno allenando. Allora, qui un po' di merdina. Allora, Dobbiamo dire anche sopra, lo zio. E bisogna anche riparare la Gianmarco, ci pensiamo domani, Gianmarco. Gianmarco, ci pensiamo domani. Domani è un altro giorno. Non si è fatto ancora, dobbiamo aspettare un po', mi sa. Dai che oggi siamo riusciti a chiudere un po' in anticipo, chissà come non ci hanno attaccato, tutto è andato per il meglio. Infatti. Ho detto guarda, lo stavo dicendo senza guardare lo schermo e me la so chiamata, vabbè. Ti prego non succedere, che sennò è un casino. A posto. Allora, altra giornata. Torneo non se puede far. Bravi, salite. Buongiorno. Salve a tutti. Salve ragazzi. Formazione quotidiana. Io questo non ho capito. Ah, ti dà uno di esperienza in più per 100 soldi. E comunque la mappa la dobbiamo esplorare perché qualcosina. Il gioco qualcosa ce l'ha. Vero, non è enorme, quindi in realtà Basta che ci mettiamo una giornata e qualcosa comunque. Ok, tu vendevi le pozioni. Ok. Ruota della fortuna dall'altro lato. Facciamo finta che non c'è. Bravi, pagate assicurazione, furti, incendio, terremoto, maremoto, tutto senza problemi. Sta iniziando a laggare perché poi giustamente noi mo stiamo pensando con 76 PG in contemporanea, numeri più alti. Perché non sono mai 76 qua. No vabbè, dice in generale, poi di presenza però quando avremo più studenti, più PG contemporaneamente a schermo. Ma pure Zangotto, Allora non vorrei che viene qualcuno. Non vale manco una retta. No, sopra è tutto pulito. Sono più educati al momento. Bravi. Allievi. Ok, nuovo allievo. Allora ragazzi, guarda. Ecco, accendo anche i ventilatori oggi perché ve lo siete meritato. Allora a questo punto, nuovo studente midcore. Torneo di Berlino. A questo punto tanto può andare bene, tanto può andare male. Sparati un aldo, vai, fatti un aldo. 2000 volantini. Vai. Ok, almeno così facciamo salire pure i punti esperienza piano piano. Ok, prima come hai vinto il campionato? Scusami, è stato un incidente di percorso? Forse sono morti gli avversari, hanno avuto un infarto. Ho avuto un problema. Non so io questo. Però una volta una cosa del genere è successa. Durante una delle vecchie Olimpiadi invernali in America. Corse sul ghiaccio. Comunque
si presentano i primi 4, c'era quello più scarso di tutti in assoluto della storia dell'umanità, forse per fare quella cosa lì in quel momento. Da ultimo, comunque, per penalità o cose varie, passa il turno e va ai quarti. Arriva in semifinale, stessa cosa, perché lui era inferiore rispetto agli altri come velocità e tutto, ma per un motivo o un altro riesce ad andare avanti. È arrivato in finale e a un metro e qualcosa al massimo dalla fine del traguardo. Lui era ultimo, gli ultimi 2 sono caduti, il terzo si era arenato un bel po' di tempo prima. Comunque lui ha vinto i mondiali per Buciol, mettiamola così. C'è un video della Jalapas su YouTube. Allora, torneo a questo punto, Mosca. Oh, c'è un 14, no? No, quello sto pensando. Niente. Non va. Puoi neanche vedere di che si parla, che subito si incazza. Cioè, siamo nel Kung Fu. Andiamo un attimo calmo. Andiamo a provare il torneo, quello di fuori. Ok. Il secondo stage combatti tu. Che è vero che vabbè, tu ti controlli tu, quindi tu spammi mosse Sì. fatte bene. Gli NPC purtroppo. Ok. Però li raggiungiamo, la raggiungiamo oggi. Vabbè. Però questo qua Quella cosa un giorno dovrà cambiare. dovrebbe dare in teoria 1000 se vinci. Sì, che ci dà 500 a botta. Fight. Possiamo farmare questo lo zio. 500 al giorno li possiamo prendere da qua. Facciamo così, 500 fissi così. Non è male. Oddio, ci sarebbe da provare il livello 3. Secondo me il livello 3 però riusciamo a buttare. E costa 1000. Allora, signorina, ci scusi. Allora, finiamo sta giornata e stacchiamo anche perché con l'orario ci siamo. Abbiamo fatto un bel po' di passi avanti oggi. Mi è piaciuto. Allora, dobbiamo solo riparare un pochino di cose. Come soldi ce li hai. Anzi, riparare un pochino di cose penso che sia un attimino riduttivo pure. Ok. Ok, mo ci sono tutti questi di qua. No, per un po' siamo tranquilli, perché a questo punto dovremmo iniziare a tentare di migliorare comunque gli equipaggiamenti, ci prendiamo quelli più 84, 43, 46. Scusi, lo può appoggiare un attimo a terra per piacere? Ok, grazie mille. Oh, buonanotte Regan. Oh, buonanotte Regan. Sì, tanto 17:07, prendiamo giusto qualche studente e via. Junior entra. Tu sei un midcore, entra. A posto. Facciamo due poster, dai, da mettere sopra. Allora. Decorazione. Allora. Anche le decorazioni quelle là. Aumenta la felicità, aumenta la motivazione e il coraggio. Aumenta la felicità. Allora, a parte che questo vabbè, si prenderà. 1500 no. Ora tipo 2,350. Know yourself là. Quale? 3,50 giù. Seconda linea il primo. Allora, 2 di questi e uno di questi qua. Più Bah, io questo. no, volevo capire. Capì, questi pure li dovremmo iniziare a mettere. A parte che questi oggi serve spazio. No, vabbè, comunque dobbiamo ottimizzare il tutto.
E qua non ci conviene di mettere niente, allora mettiamo ste cosine qua. Iniziamo a mettere. Sì, gli aumentiamo pure la felicità e si allenano meglio. Ok. Costruire. Ok. Non abbiamo più niente da nessuna parte. Allievi? Oh, allievi, veni. Sì, due. 82, 2. Sono altri soldini. Anziano. E abbiamo finito. Ok. A posto. Aspettiamo che escono tutti. Allora, facciamo pulizie finali. Ok, dai, oggi hanno tenuto abbastanza pulito. Tacci vostri. Ecco qua. Allora, su, è pulito. Allora, a questo punto facciamo le riparazioni, così dalla prossima volta che lo riprendiamo siamo già belli e fullati su tutto. Vediamo di fare il grosso, che non so se ce la facciamo con i soldi, perché è meglio riparare di notte. Guarda come si fa presto. Salva. Siamo studente. Ok, nuovo studente. Edport. Sei entrato giusto. Allora, Queste porte oggi. forza. Ah, aspetta. No, che fai? Chiude. Senti, allenati. Ci vediamo domani. Ma Tieni d'occhio qua. Ma no. Capisci? Sei l'ultimo arrivato, controlli lo stabile, scusami. Noi dormiamo. Ma come controlli lo stabile? Io ma però devo vedere una cosa, Gianmarco. Lui sta ancora là dentro col coso chiuso, aspetta. Tanto si è salvato, quindi basta che usciamo tranquillamente, non ci sono problemi. Oh, gioco, ci sei piaciuto questa sera? Non ci hai dato il minimo problema. Bravo. Ragazzi, chi ha aperto e ha fatto uscire? No, è vero, Va bene. pure l'altra volta. Allora, esci dal gioco. Allora, quello, buonanotte se sei ancora all'ascolto. Regen se n'è andato, buonanotte a tutti. Ragazzi, a domani. Buonanotte.